Odissea dei tempi moderni. Oggi il DEF, come un fulmine a ciel sereno, è deflagrante. A pagina 128 il documento prevede che del 1,5 miliardi di euro destinati ai risparmiatori rimarrà la metà, 750 milioni. Senza parole è la reazione delle vittime del crack delle popolari venete, un vulcano che si carica e che presto potrebbe esplodere. E dire che solo lunedì il Premier aveva convocato a Roma i risparmiatori per proporre un accordo messo ai voti. 17 associazioni su 19 avevano detto sì. Il giorno dopo il governo doveva varare la norma e a seguire i decreti attuativi in modo da procedere in tempi brevissimi con i risarcimenti, ma si è bloccato tutto. A questo punto restano tante domande e poche risposte. Perché il Premier ha convocato a Roma i risparmiatori per proporgli un piano e poi, una volta incassata l'approvazione della maggioranza, non se n'è fatto più niente? Allora il giretto a Roma a che è servito? È servito a perdere tempo ancora perché tutti hanno fatto perdere tempo e la gente non ha tempo e i soldi se ne vanno. I soldi se ne vanno, bisognerebbe far partire i risarcimenti, ma Di Maio continua a sostenere che se non si concorda il metodo con i risparmiatori non se ne fa nulla, eppure l'accordo c'è già, con il voto favorevole di 17 associazioni su 19, a meno che Di Maio non voglia l'unanimità. In tal caso, le due associazioni che si sono opposte all'accordo, secondo il Movimento 5 Stelle, hanno il diritto di veto? Dov'è la democrazia? Dov'è il cambiamento? Dov'è il cambiamento? Intanto, a forza di attendere, restano 75 milioni per il 2019, 325 per l'anno prossimo e 425 per il 2021. Ma tutto è bloccato finché non si trova la formula magica, con il Movimento 5 Stelle che continua a insistere sul risarcimento diretto a tutti, senza distinzioni, pur sapendo che l'arbitrato serve a distinguere chi è stato truffato e chi no, e che l'Europa ha già dato il via libera ai ristori senza arbitrato per il 90% dei risparmiatori, ossia per chi abbia un reddito fino ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Perché perdere altro tempo? Lo stesso Salvini, di fronte a queste frenate, sembra molto irritato. Hai messo 1,5 miliardi a bilancio, se non lo usi, cosa l'hai messo a bilancio a fare? Quindi conto che il Presidente del Consiglio ha detto faccio io, faccia. Così parlò Salvini venerdì. A una settimana di distanza, se possibile, è stato fatto addirittura un passo indietro, con soltanto due associazioni che dicono no all'accordo, con Di Maio che frena e con il DEF che ha dimezzato le risorse per i risarcimenti. Lo dicevamo all'inizio, odissea dei tempi moderni. Per caso vi state chiedendo di chi sia la colpa? Ma di Odisseo, naturalmente. Sì, Odisseo, che significa nessuno.